Ancora una volta loro, i carabinieri, in prima linea, fedeli nei secoli, l'arma della gente, come l'ha definita il colonnello Vittorio Stingo nel giorno del suo insediamento al comando provinciale di Agrigento. L'arma benemerita, 30 anni fa, operava l'arresto di Totò Riina a Palermo. 30 anni dopo, sempre a Palermo, gli uomini del ROS hanno, come si dice, assicurato alla giustizia il latitante che era rimasto l'ultimo della lista. L'arresto di Matteo Messina Denaro era nell'aria e ne aveva parlato anche alla prefettura di Agrigento il ministro dell'Interno Piantedosi, interpellato a proposito dal giornalista Franco Castaldo. E l'arresto è arrivato segnando un altro successo dei carabinieri, quasi un omaggio al generale Dalla Chiesa, proprio nel giorno in cui sulla RAI andrà in onda la terza puntata a lui dedicata. Dicevamo dei carabinieri sempre in prima linea, con il loro motto che li distingue, obbedir tacendo e tacendo morir. E allora l'arresto di Messina Denaro diventa anche un omaggio alla memoria dei tanti colleghi caduti per mano mafiosa. Un forte segnale del nuovo governo, certamente, ma a vincere sicuramente oggi è stato il lavoro che hanno saputo portare a termine per l'ennesima volta gli uomini del ROS.